Ho aperto il cancello qua, il portone, ho trovato il deserto. Ho girato gli occhi e ho visto che manca tutto. Tre trattori. 3 trattori. Il furto subito a fine novembre dall'azienda agricola Masona Torreselle di Piombino Dese, campagne anche nella vicinissima Badoere, ha aperto una stagione drammatica per le aziende agricole della Marca. I furti di trattori, mezzi che costano anche 100.000 euro, non sono più casi isolati, ma si contano a decine. 3 trattori a Cessalto, bottino oltre 250.000 euro, altrettanti a Motta, 2 a Resana, ritrovati questi ultimi grazie al GPS in un camion con targa rumena pronto a partire per l'Europa dell'Est. L'ultimo furto è notizia di queste ore in un'azienda agricola di Vittorio Veneto, una recrudescenza di colpi che ha portato la Coldiretti di Treviso a chiedere aiuto alla prefettura con il presidente Giorgio Polegato che ha incontrato il prefetto Maria Rosaria a Laganà. Creerà un comitato ad hoc per questa emergenza appunto con le forze dell'ordine in modo da capire come poter prevenire questi tipi di reato. Mezzi caricati su container o camion schermati per disattivare il GPS, colpi mirati e rapidissimi. Il sospetto è che dietro questo saccheggio nelle aziende agricole ci siano delle bande organizzate e specializzate, forse anche con basisti locali. Di qui la richiesta della Coldiretti di istituire una vera e propria task force per indagare su questi furti che rischiano di mettere in ginocchio molte aziende del territorio. Comunque i mezzi vengono caricati su dei camion, su dei rimorchi, perciò li portano via interi e nonostante abbiano gli antifurti, nonostante non abbiano le chiavi su, loro comunque hanno questi sistemi e poi non si sa bene dove vadano a finire. Poi chiaramente le assicurazioni dove nel caso sia assicurato chiaramente non coprono mai la spesa personale e uno si trova che ha speso magari anche 100.000 euro per un mezzo, si trova magari a distanza di poco, magari con valore non dico dimezzato ma quasi insomma.